Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Buonasera a tutti, buonasera, eccoci qua, 13ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni nella mongolfiera di Radio Nostra. Con me c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi. Ciao, ma abbiamo fatto una capatina anche a Liegi, abbiamo tirato su Omar. Buonasera Omar, ciao. Eccomi qua, ciao a tutti, buonasera, benvenuto a bordo. Bene. Ci accompagna nei nostri svolazzi in giro per il mondo. Bene, dobbiamo andare avanti da Liegi, dobbiamo attraversare tutta l'Italia. Intanto nell'attraversamento ci ascoltiamo il primo brano, che è di Barbato, che l'avevamo già intervistato un paio di trasmissioni fa da Roma. Barbato con 30 agosto. È come il sole che entra in una stanza ai quartieri, taglia le grandi finestre tra candele e bottiglie di vino. È come il mare vicino tra le costole e il cuore, dove per farsi ascoltare bisogna fare rumore. Se il dolore è una maschera che abbiamo scelto di mettere, non è bastato combattere per ricordarsi migliori di quello che siamo. È un abbraccio bendato tra una mazurka ed un fado, il lato nascosto di questa parte di cielo. È il Cristo velato del nostro rimorso, tra un amaro ed un bacio, il 30 di agosto. Se il dolore è una maschera che non riusciamo più a togliere, forse potremmo anche smettere di espiare peccati che non abbiamo commesso. Ora giro in silenzio per le strade di Napoli, aspetto quello che pensi, mi chiedo quello che vuoi. Una fitta allo stomaco, una fotografia, sulle labbra caffè che non va più via.
Eccoci qua, tornati in studio, stiamo volando, siamo già quasi arrivati alla sede, diciamo, del primo ospite. Con noi questa sera Viviana Longo da Tunisi. Buonasera Viviana. Sera, benvenuta. Io però, signor vostro onore, prima di cominciare, se lei mi dà la parola, vorrei, vabbè, sospendere un attimo così il nostro tono sempre un po' leggero per ricordare, insomma, quello che è successo questa notte, che è veramente spaventoso. Tra l'altro in una zona già martoriata la Siria è martoriata da 11 anni di guerra civile. E poi è molto coinvolta una regione che è il Kurdistan, che vabbè, è una delle purtroppo ancora tante situazioni nel mondo di nazioni senza Stato, e adesso in parte in realtà, perché in parte c'è, e comunque moltissimi curdi sono in Turchia e moltissimi sono anche in Siria. E abbiamo visto delle immagini veramente spaventose. Adesso non vogliamo ovviamente fare gerarchie perché le immagini sono spaventose. Abbiamo visto grattacieli afflosciarsi come se fossero veramente castelli di carte e bambini estratti sotto shock dalle macerie. Insomma, il numero di morti è altissimo e quindi vabbè, ci sembrava giusto così ricordare questa tragedia. Noi nel nostro piccolo possiamo solo fare qualche versamento a favore delle tante ONG che si stanno già occupando della cosa, e ognuno di noi avrà quella della quale magari così ha un po' più fiducia, che segue un po' di più, però va bene, chiudiamo questa parentesi così drammatica. Allora, benvenuta Viviana. Allora, tu ti trovi a Tunisi, sei andata lì a svernare perché fa più caldino che in Italia, o cosa ci fai a Tunisi? Del vero, nel senso che quando ho dovuto scegliere la sede, ormai 3 anni e mezzo fa, avevo la possibilità di un'ampia scelta in realtà, e devo dire che tra Bruxelles, dove c'è il caro Omar, Parigi e altre capitali, ho preferito l'azzardo di Tunisi. Diciamo, nell'incredulità di tanti, insomma, li ho sorpresi con questa scelta un po' particolare, ma avevo necessità di stare in un paese che anche climaticamente fosse più vicino al mio. Io sono calabrese, mi sembrava insomma un posto Vicino a casa, insomma. Sì. E quindi ho scelto quest'altro lato del Mediterraneo, ecco. E a Tunisi tu insegni, giusto? Sì, a Tunisi insegno, io sono un'insegnante di scuola primaria e sono stata inviata dal Ministero per fare appunto promozione della lingua e della cultura italiana, e mi trovo in un istituto italiano, un omnicomprensivo, che però è una scuola paritaria. Quindi è proprio una scuola italiana? Sì, è una scuola italiana paritaria che ha dell'infanzia, la scuola primaria, la secondaria di primo grado e il liceo quadriennale, perché all'estero appunto abbiamo questa particolarità, il liceo scientifico quadriennale. E quindi tutte le materie vengono insegnate in italiano? Sì, assolutamente. Aspetta, ecco, scusa perché ti abbiamo persa per un attimo. Dicevi? La nostra scuola è una scuola italiana a tutti gli effetti, quindi seguiamo in effetti anche proprio i programmi della scuola italiana, le indicazioni della scuola italiana, semplicemente con ovviamente degli accorgimenti di rispettare la realtà e la cultura locale nella quale ci troviamo. Ovviamente i nostri studenti hanno per esempio l'insegnamento dell'arabo classico, già a partire dalla scuola primaria, poi proseguono sia nella secondaria di primo che di secondo grado, fanno anche l'inglese, sempre dalla scuola primaria, e anche francese. Però l'insegnamento delle materie è in lingua italiana, delle varie discipline.
Ma e gli studenti sono tunisini o sono italiani che per qualche motivo si trovano lì con i genitori? Allora, generalmente sono italiani che si trovano qui appunto per motivi di lavoro, che spesso aziende, oppure sono ragazzi nati da matrimoni misti. Ma abbiamo anche un corso molto particolare alla scuola primaria che è iniziato circa 3 anni fa, hanno iniziato il loro percorso e sono tutti bambini tunisini che non parlavano neanche una parola di italiano e grazie ad un accordo tra il comitato di gestione della scuola e il Ministero dell'Istruzione tunisina sono stati inseriti all'interno del percorso di studi nella nostra scuola italiana e frequentano attualmente la terza classe della scuola primaria. E com'è andato questo esperimento? Allora, è dura nel senso che ovviamente è più dura che con gli altri perché i bambini a casa non hanno nessuno che parla con loro in realtà in italiano. Quindi sicuramente più difficoltose anche nel periodo di interruzione dell'attività scolastica, quindi per esempio durante le vacanze estive, per intenderci, i bambini hanno meno l'opportunità di poter ovviamente praticare proprio la lingua italiana. Però da parte loro, ma anche delle loro famiglie, in realtà c'è una grande spinta all'apprendimento della lingua italiana, perché insomma l'Italia in questo paese è molto amato e molto ben voluto e noi italiani lo siamo tanto, probabilmente più dei francesi che li hanno colonizzati, quindi nonostante diciamo che in Tunisia ci sia per lo più il sistema francese, nelle scuole tunisine dal punto di vista scolastico, loro invece hanno un'ammirazione per la nostra lingua e per la nostra cultura che è veramente disarmante. Bello, molto bello questo, no? Che dici, Omar? Aspetta che non ti sentiamo, il microfono chiuso. Microfono, Omar. Allora, intanto che Omar... Eccoti. Scusatemi, no, stavo dicendo, è una bellissima esperienza calarsi tout court in un ambiente che ti ama, che ti vuole bene, che ti fa capire questo ogni volta che parli, ogni volta che ti muovi, ogni vestito che metti italiano che viene subito identificato e riconosciuto e quindi ti senti ben voluto e questo è molto piacevole. E succede in quei posti dove appunto l'immaginario collettivo verso la nostra cultura, quindi verso l'italiano, è sempre molto ben voluto. E quindi immagino, Viviana, perché la stessa cosa la vivo io anche in Belgio, la tua percezione di calarti in un ambiente completamente immersivo ma positivo e quindi questo ti aiuta anche a lavorare meglio oltre che a vivere meglio la tua esperienza. Di quanti anni sono che farai se tutto andrà per il verso giusto? Sì, sono col nuovo mandato, quindi con il decreto 64 della 107 del 2015, quindi con il mandato di 6 anni. Mi manca questo anno scolastico e poi i prossimi 2 per completare il mandato. Quindi sei a metà percorso, sei già arrivata quindi un po' più, insomma, però sei a metà percorso e hai già una buona idea di quello, insomma, che farai in futuro poi? Poi, allora, io rientrerò in Italia perché così vuole la norma, anche se stiamo baccagliando per quello, però insomma così vogliono, quindi ritorneremo, faremo una pausa, si spera di 6 anni nel sistema italiano e poi si spera di ripartire perché comunque l'estero è un po', diciamo, ha il suo fascino, veramente, sono veramente delle belle esperienze. Sì, giusto diciamo che professionalmente no, è una spinta molto forte così. Ascolta Viviana, ma e a Tunisi come si vive? È una grande città?
veramente una grande città. È una città molto diversa in realtà dal resto della Tunisia. Io soltanto di recente sono riuscita a muovermi un po' perché sono arrivata qui ho preso servizio il 12 dicembre del 2019, subito dopo a marzo sono iniziati i lockdown, periodo Covid, quindi chiusi, tra l'altro con coprifuoco, sai, quindi un sistema nuovo, non avevo fatto neanche in tempo a dare un'occhiata. Adesso che mi sono mossa un attimo, sono stata anche al sud, bello, ma è un paese sicuramente molto diverso dal nostro, anche proprio delle infrastrutture, una grande città. Ricorda per intenderci una delle nostre grandi città, e che c'è la maggior parte della popolazione, rappresenta un po' meta coloro i quali vogliono studiare, vogliono lavorare, e quindi c'è molto traffico, c'è molto caos, molta confusione, però devo dire i pregiudizi che alle volte si hanno islamico, ecco, perché sono molto molto accoglienti, molto molto rispettosi. È una città, devo dire, molto sicura, molto tranquilla. Io vivo alla mia cagnolina, ringraziando il cielo, problemi di alcun genere. Quindi assolutamente un'esperienza in questo senso positiva, poi ovviamente con tutte le differenze, con tutte le difficoltà che ci sono rispetto ad una cultura che è sicuramente diversa dalla nostra. Certo. Viviana, ascolta, scusa, prego. Ci incrociamo perché stiamo facendo un po' un rodaggio io e Rossella in questo momento, per cui chiediamo scusa a chi ci ascolta, però una domanda mi viene subito dalla tua interpretazione della cultura diversa. Quindi tu insegnerai ai bambini la cultura italiana che prevede dei luoghi comuni che tutti sappiamo, per esempio le feste di carnevale, le mascherine, che probabilmente in Tunisia come vengono percepite queste differenze? Cioè, fate dei paralleli, ci sono dei paralleli, cioè come ti organizzi tu nella didattica di tutti i giorni? Lo festeggiano tranquillamente anche loro, nel loro sistema, per esempio il carnevale, la festa del carnevale. Una festa, per esempio, che a scuola mia è stata festeggiata, che non mi vede proprio concorde, devo dire la verità, e che qui, per esempio, non viene invece festeggiata nelle scuole tunisine, è la festa, per esempio, di Halloween. Però devo dire che i bambini, per esempio, proprio i bambini tunisini, non quelli matrimoni misti, insomma, o gli italiani, i bambini tunisini hanno tutti partecipato con estremo piacere. Quindi non c'è questo genere di difficoltà. Ecco, mi è capitato soltanto una volta nel periodo di San Martino con la poesia, sai, di sentirmi dire maestra, Aram è vietato, io facevo ma che è vietato? Che cos'è vietato? Una famiglia un po' particolare, insomma, ma generalmente però loro non sono così. Quindi a parte le eccezioni, insomma, è vista bene questo tipo di differenza culturale. Sono assolutamente accoglienti, rispettosi, trovi persone di tutti i tipi, con velo, senza velo, completamente velati, non hanno alcun tipo di problema. Io ho esperienza in università e devo dire anche lì è molto bello questo. C'è una grande capacità di vivere invece nel rispetto, le differenze anche tra di loro, perché anche loro qui non sono assolutamente tutti nello stesso modo, non sono tutte velate, le donne per intenderci,
Io abito in una casa in cui i proprietari, per esempio, sono molto religiosi, e sento che si alzano anche la mattina presto per pregare, però sono molto rispettosi di me e del fatto, per esempio, io sono cattolica, ho partecipato con estremo piacere ai festeggiamenti prima del Ramadan con loro, a casa con loro, ed è stato bellissimo anche pregare con loro perché mi hanno invitato in una particolare, no, molto molto bello. In questo non ho, veramente è molto diverso da quello che noi pensiamo, almeno la Tunisia è veramente molto molto accogliente, molto molto rispettosa. Bene, questo è uno dei tanti motivi per cui assolutamente fa bene viaggiare. Allora, ricordiamo che Viviana è all'Istituto Scolastico Italiano Giambattista Odierna di Tunisi, che ha una sua pagina Facebook che potete andarla a vedere, da dove ho tratto un po' di immagini che mentre voi parlavate lo mettevo in onda. E niente, che appunto fa parte della scuola italiana nel mondo. E niente, Viviana, grazie mille per questo assaggio tunisino africano che ci hai dato, e volevo dire come da tutte le altre parti la gente vuole vivere in qualsiasi posto bene, tranquilla e senza tanti problemi. Forse un po' la politica a volte che fa, no? Delle cose un po' aizzare un po' le persone contro altre persone. Esatto. Purtroppo questo accade. Esatto. Però è bello sentire che a 2 minuti di Skype o di telefono o di radio c'è qualcuno che vive bene questa esperienza. E quindi complimenti Viviana, grazie per essere stata qui un attimino con noi e a raccontarci, no, questa tua esperienza. Grazie a voi, anzi Remo, in particolare esperimento, fai un giro, ci sono altri 2 anni e mezzo, quindi puoi venire a fare ma noi soprattutto se ci sarà qualche occasione particolare ti chiamiamo. Rossella viene subito anche. Rossella viene subito, confermo. No, tra l'altro ho un bellissimo ricordo della Tunisia. Avevo deciso che il mio posto di elezione era Cartagine, che è veramente un sogno, ecco, e quindi magari torno per guardare un attimo se la situazione è favorevole a uno spostamento. Con piacere, veramente stiamo lavorando anche su dei bei progetti culturali, c'è un progetto del Terzo Paradiso con Michelangelo Pistoletto che speriamo proprio di realizzare lì sulla collina di Cartagine, a Birsa. Abbiamo creato un collettivo e speriamo di realizzarlo insomma per i primi di novembre fino a ottobre, quindi insomma vi aspettiamo veramente, che sia l'occasione per venire a fare un attimo una puntatina da queste parti. Il clima sicuramente lo permette. Adesso sicuramente rispetto al Belgio stiamo più caldi. Sì, questo sì, quindi la prossima discesa per fare rifornimento è verso casa tua, così abbiamo l'occasione, mi raccomando, con questa mongolfiera. A proposito, se volete contattare Viviana la trovate anche sui social, noi abbiamo un gruppo Insegnare all'estero dove lei ovviamente è presente insieme a noi altri, e quindi ecco, se avete modo o voglia di contattarla per ulteriori, no, approfondimenti, io immagino che tu sarai ben lieta di raccontarti anche ad altri, ecco. Va benissimo. Grazie mille, grazie mille. Una buona serata e grazie mille davvero. Grazie. Ciao. Siamo quei bravi ragazzi prudenti, capitalisti del tempo. Siamo contratti a progetto, pensieri artistici stupendi. E i nostri volti saranno prodotti, ribelli innocui per le pubblicità,
che non esistono palestre per l'anima. Siamo liberi, siamo quei bravi ragazzi prudenti, siamo liberi, e i nostri padri stelle decadenti che non invecchiano mai, li abbiamo uccisi con libri scadenti scritti con le loro mani. Siamo i pazzi senza idee, forme che hanno un guardo più. Siamo liberi solo di scegliere catene migliori, collane di fiori passate di moda tanti anni fa. Siamo liberi solo di scegliere catene migliori, collane di fiori passate di moda tanti anni fa. Liberi solo di scegliere catene migliori, collane di fiori passate di moda tanti anni fa. Liberi di vestirci male, ma come ci pare, quando anche sbagliare non pesa abbastanza, che male fa. Siamo quei bravi ragazzi prudenti. E tu che cosa ne sai dei miei dopoguerra, degli anni di Weimar? E tu che cosa ne sai dei miei dopoguerra, degli anni di Weimar? Siamo dei bravi ragazzi, l'ultima fila qui con noi a Radio Nostra, ma anche noi, Rossella, siamo dei bravi ragazzi con la nostra mongolfiera. Sì. Adesso ti ho acceso il microfono. Con la nostra mongolfiera viaggiamo, stiamo tornando indietro. Devo dire che abbiamo messo una bella RN sulla nostra mongolfiera, almeno ci vedono, ormai ci scambiano per qualche altro Non ci tirano pallone. giudizi. Esatto. Allora, con noi torniamo a Padova e Ma abbiamo... noi siamo molto più furbi dei cinesi, vuoi Sì, mettere? vuoi mettere. Ti pare che ci facciamo scoprire così? Esatto, con noi c'è Luciano Barbato. Ciao Luciano. Ciao, buonasera a tutti e ben ritrovati, caspita, dai, dopo un po' di tempo che per motivi di lavoro sono stato latitante, ecco, dai. Allora, Diciamo così. perché abbiamo chiamato Luciano? Oggi ci parla un po' di questi, non so, di questi blocchi che ci sono stati delle email. Io ho avuto Luciano è il nostro esperto informatico, Esatto. Allora quando c'è qualche questione legata al mondo dei computer che è sempre più invasivo, noi chiamiamo lui. Troppo buoni. No, io sinceramente volevo partire da appunto questi fatti di cronaca, parliamo molto chiaramente, che sono capitati poco più di 10-15 giorni fa, un paio di settimane, che ha coinvolto Italia Online, che gestisce nei suoi data center, che altro non sono dei grandi di magazzini in cui vengono stipati grandissimi server, appunto gestiscono gli account di posta elettronica di Libero e Virgilio. Nella notte tra il 22 e il 23 appunto sono stati
colpiti, diciamo, da un grave disservizio che ha bloccato circa 9 milioni di account, 9 milioni di utenti, account appunto degli utenti, e non riuscivano ad accedere. L'unico servizi che non sono stati colpiti, diciamo, sono usciti indenni da questa tempesta, sono gli utenti della posta elettronica certificata di Libero. Però era veramente poca cosa rispetto appunto ai 9 milioni di utenti. Questa cosa può servirci? Può servire di tanto conoscere i motivi che Italia Online, credo molto trasparentemente hanno dato la causa a un fornitore esterno per il nuovo servizio di storage. Praticamente sono quei fornitori cui le aziende solitamente utilizzano per evitare di avere una propria struttura con costi anche rilevanti per dei servizi che vengono utilizzati all'interno. Preferiscono appunto darlo in esterno, un fornitore esterno. Questo fornitore, appunto, un software meglio per la gestione di questo servizio di memorizzazione, ecco, di storage, ha avuto appunto questo blocco. Solitamente in un paio di giorni, però, questi servizi sono poi ritornati a essere nuovamente fruibili agli utenti, vabbè, con un po' di problemini che comunque sono sempre antipatici. Possiamo dire che la tempesta perfetta è stata completata anche, diciamo, da un blocco di quasi 3 ore, però, sì, molto meno, diciamo, come blocco, dei servizi di Microsoft. Perciò Office 365, Teams, il servizio di storage online di Microsoft erano praticamente inaccessibili per 3 ore. Ne ho risentito anch'io, perché clienti che utilizzano appunto i servizi online di Microsoft erano completamente fermi e non potevano lavorare tranquillamente. E quindi chiamavano te, l'ambulanza, il pronto soccorso. Sì, beh, hanno chiamato anche me, caspita, però visto che il problema dopo 3 ore lentamente è ripartito e sono riusciti comunque a recuperare parte del lavoro. C'è da dire a onor del vero che nessun dato è stato perso. Ma a differenza... Esatto, volevo chiederti, ma non c'è il rischio di perdere tutti i dati? I dati possono essere persi, però in caso di disastri veramente molto forti, perché solitamente un server non è fermo lì e basta, ha un servizio ridondante cosiddetto, che si appoggia al server solitamente non nella stessa località, ma sono sparsi in tutto il mondo, in cui è possibile fare una copia di backup, ecco, chiamiamola così, insomma, di ogni server. Ha fatto notizie, cos'era? Un paio d'anni fa, un data center in Olanda, dentro dei container che è proprio preso fuoco completamente, e lì non avevano previsto una copia ridondante dei dati, e lì veramente sono stati persi un bel po' di dati degli utenti. Ma questo non è successo, per esempio, sia con Italia Online, né tantomeno con Microsoft, perché ripeto, perlomeno loro forse avranno imparato, sicuramente Microsoft sì, ma anche Italia Online ha imparato dalle disgrazie degli altri a fare appunto servizi di backup, diciamo, degli archivi degli utenti, anche perché finché la posta elettronica di Luciano, che ha 4 fesserie, diciamo, di messaggi di posta, è un conto, ma avere un servizio aziendale di posta elettronica che poi vengono persi i documenti è un altro paio di maniche, è un problemino. Faccenda. Quello che volevo appunto portare all'attenzione delle persone che ci stanno ascoltando è il fatto di magari non fidarsi completamente dei servizi chiavi in mano che ci vengono forniti dai provider che noi andiamo a utilizzare, nel senso
chi di noi non ha un servizio di posta elettronica piuttosto che gestione di dati, piuttosto che memorizzazione di foto con Google. Ecco, questi sono servizi gratuiti, sicuramente diffusissimi, anzi oserei dire, però a fronte di una cessione, voglio dire, di sovranità, diciamo, comunque dei nostri gusti personali, dei nostri dati, di tutto quello che noi abbiamo di più caro, ecco, lo cediamo al Google di turno, diciamo, per avere dei servizi che crediamo siano gratuiti. Proprio questo ti volevo chiedere, perché uno dei discorsi che sono venuti fuori durante il blocco delle mail, che è durato anche parecchi giorni per alcuni di questi provider, era vabbè, però vi offrono un servizio gratuito, quindi non potete avere un indennizzo. Ma in realtà è vero che non si paga, no? Il servizio mail, però non è neanche vero che è gratuito. Sì, ecco, non è gratuito nel senso in cui noi non sborsiamo un centesimo di euro o di dollari, dipende appunto dal fornitore, per avere quel servizio di posta elettronica. Noi cediamo però parte del nostro essere a queste società, e loro cosa ci fanno con i nostri dati? Marketing. Vendono i nostri dati, le nostre preferenze, i nostri gusti a società di marketing che poi a loro volta creano prodotti sempre più, si può dire, appetibili, sempre più attrattivi per le persone. E quindi anche tanti discorsi che dicono ma tanto io non ho niente da nascondere, anche qui fa un po' cadere le braccia da questi discorsi qua. Tutti quanti abbiamo qualcosa da nascondere. E quindi se anche noi cediamo i nostri gusti, per esempio musicali, piuttosto che di sport, di hobby, di passatempi, ecco, qualcuno ci lucrerà sopra in maniera sostanziosa, ecco, diciamo così, insomma. In questo punto siamo noi che ci vendiamo, perché nessuno ci punta una pistola alla testa per dire ok, fai l'account con Google piuttosto che con Yahoo, piuttosto con Italia Online. Noi scegliamo di fare appunto, di cedere questa sovranità, chiamiamola così, insomma, dei nostri dati, delle nostre utenze a persone terze, che non sono dei filantropi, lo fanno per lavoro, bravissimi, lo fanno benissimo perché Google vale una cifra, diciamo, molto molto chiaramente, come qualsiasi altro provider. Luciano, ma quanto è etico questo discorso? Perché se ne parla continuamente. In parte noi, come dire, affittiamo, vendiamo, doniamo una nostra fetta di futuro, no? I nostri gusti, i nostri desideri, e poi ci arrivano prodotti fatti su misura, ma solo quelli. Quindi tutto questo quanto è etico? Molto poco per quanto riguarda il lato di noi utenti. Quello che possiamo fare però è informarsi, emanciparci e magari scegliere prodotti che possono anche essere in competizione con i prodotti per esempio di Google, tanto per non far nomi, non perché non sono su con Google, ci mancherebbe altro. Ma per esempio io posso dire cosa ho fatto io una volta che mi sono reso consapevole, ho preso consapevolezza di cosa potevano fare con i miei dati e cosa potevo fare io per non cedere parte dei miei dati. Intanto per esempio ho abbandonato immediatamente per il lato professionale la piattaforma Google e utilizzo altri prodotti sia di posta elettronica. Per esempio io utilizzo Proton Mail, anzi proton.me adesso, si chiama così, è un provider svizzero, neutrale. A differenza di Google, la posta elettronica è criptata, quindi fra il mio programma di posta e i loro server la comunicazione è criptata, quindi nessuno ci può mettere il becco. Ho uno spazio di archiviazione
anche quelli i dati sono criptati, quindi il Google di turno non può mettersi appunto il naso dentro, e poi da lì si va a cascata. Per esempio, non voglio fare pubblicità non richieste, ma ProtonMail, per esempio, pago 4 euro al mese, ma ho un servizio tanto di qualità, perché non ho mai avuto blocchi, neanche Google, di la verità. Però mi tutelo, cerco perlomeno di tutelarmi con un servizio più sicuro, ecco, diciamo così, insomma, più sicuro sicuramente. Scusate il gioco di parole. E ripeto, questo è uno dei fornitori. Per esempio, anziché utilizzare servizi di messaggistica tipo WhatsApp, lo utilizzo sì, perché non si può fare a meno, perché fra il lavoro, amici, parenti, conoscenti, ma preferisco 1000 volte usare il programma tipo Telegram per la messaggistica, che dà anche qualcosa in più, insomma, per quanto riguarda sicurezza. Per esempio, Telegram mi permette di fare sia canali che chat, quindi se io sono un'istituzione e voglio comunicare a molte altre persone, utilizzo un canale. Il bello è che Telegram non richiede che l'utente fornisca il suo numero di telefono, per esempio, insomma. Mentre Google deve per forza, con WhatsApp, stessa famiglia poi di Meta, se non ricordo malissimo, ecco, dovrebbe essere, devo per forza memorizzare il mio numero e dare il mio numero di telefono. Questa potrebbe essere una cosa. A tal proposito, poi magari vi passo il link, ho trovato un TED Talk di quelle chiacchierate da ventina di minuti, cos'è, anche con sottotitolo in italiano, se non ricordo male, di un giornalista, Glenn Greenwald, che è il giornalista che ha avuto modo di scrivere della vicenda che ha avuto come protagonista, suo malgrado, Edward Snowden, un sistemista della CIA, della NSA, che ha praticamente rivelato che gli Stati Uniti, oltre a spiare i cattivi del mondo, spiavano anche i propri cittadini, insomma, hai capito? In questo talk, appunto, questo giornalista, Glenn Greenwald, parla appunto del fatto della privacy personale, anche se tanti discorsi chi non li ha mai sentiti, il fatto che dicono ok, ma tanto io non ho nulla da nascondere. E infatti c'è un passaggio bellissimo in cui dice ok, tu non hai niente da nascondere, allora mandami le password di tutti i tuoi account di posta elettronica, così io posso dare un'occhiata. E effettivamente dice che nessuno ha mai inviato nulla a questo Glenn Greenwald. Ovviamente. Ovviamente, no? Poi diciamo, non ho niente da nascondere, però la porta di casa la tieni chiusa, il portafoglio non lo tieni aperto, il PIN della banca, del bancomat non lo tieni all'aperto, insomma, quindi sì, tanti discorsi, poi si cade sul pratico. No, poi sicuramente vi do un'occhiata, sono 20 minuti, piacevoli anche, e soprattutto grazie, magari grazie. Sì. Possono essere utili per prendere coscienza di cosa si può fare cosa possono fare persone anche non con i nostri dati a nostra insaputa, insomma. No, ma sai, poi succedono delle cose un po' inquietanti che da un lato è una cosa banalissima, dall'altro è abbastanza inquietante. Allora io ieri sono stata in un ristorante, non l'avevo messo sul navigatore del telefono, non avevo scritto su Facebook che andavo in questo ristorante. La sera TripAdvisor mi chiede se voglio recensire quel ristorante. Allora uno dice, ma hanno anche i microfoni? Cioè, come... No, basta magari anche passarci vicino e ti dice... Intanto condiviso il link di questo TED Talk. È del 2014, se non ricordo male, quindi no, proprio recentissimo, però... Perché la privacy è importante. Okay. Esatto. Magari
molto più banalmente nella tua applicazione, capito? Viene condiviso, ecco, diciamo, le tue preferenze, infatti, in fatto culinario o gastronomico, hai capito? Con molti altri soggetti, quindi i tuoi dati del tuo ristorante, sei andata lì, posso dire, magari hai cercato con Google Chrome, ipotesi, non hai cancellato i cookies, che magari una sera, senza annoiare troppo le persone, ne parleremo un po' più dettagliatamente. Ecco che magari questo filino di testo all'interno ha un gusto, una tua preferenza piuttosto del ristorante, piuttosto che le automobili. Ecco. E quindi a Rossella domanderemo come si è trovata al ristorante, piuttosto di dire ok Rossella, che macchina hai comprato? Quindi però è molto sofisticata la cosa, insomma, no? Come? Cioè, No, per esempio, molto molto banalmente, io utilizzo Firefox Mozilla, per esempio, come browser, sicuramente me lo trovo meglio piuttosto che Google Chrome, il più utilizzato sicuramente, però alla fine di ogni sessione io cancello tutti i cookies, ogni traccia di navigazione, perché non ho niente da nascondere io. Ma non si sa mai. A parte gli scherzi, anche questi filetti di testo piccolissimi che ogni provider ti caccia dentro, poi viene letto e ti profila, ecco, se non altro per quanto riguarda le tue preferenze, i tuoi gusti. Quindi, insomma, magari una sera ne parleremo un po' più dettagliatamente, senza tediare le persone. Ok. Va intanto, bene. Se volete dare un'occhiata sì, ho già messo in pagina il link che mi hai messo, che mi hai dato. Se volete aumentare ancora la curiosità, leggete il libro di Edward Snowden, System Failure, che l'ho consegnato ancora nella scorsa annata, e poi, se volete, informatevi e partecipate magari sui siti principali per quanto riguarda la vicenda di Julian Assange, un altro giornalista che anche lui ha contribuito a fare un po' di chiarezza sui fatti nascosti, diciamo, dagli americani nelle varie guerre che hanno fatto, anzi scusate, non guerre, nella libertà che hanno portato negli altri paesi del mondo, insomma. Va bene. La democrazia, bravissima. Grazie Luciano per queste pillole computerizzate. No, grazie a voi. Un po' inquietanti. Vabbè, insomma, no, ma spero di contribuire comunque certo. Sì. Per quanto possibile a rendere le persone emancipate e consapevoli, insomma, di cosa c'è in giro, insomma, e come evitare magari qualche fregatura. Va bene. Infatti. Grazie. Ciao, grazie a voi. Buon proseguimento, buona continuazione. Silvia sanno che non dormiranno prima delle 3. Lui la porta a cena e si finge sommelier, ostregata dalle sue parole, e grazie a qualche buon bicchiere comincia a sciogliersi nella notte. Lui già la vede nuda lì nel ristorante e dice: ed è una vita che aspetto te, ti va ancora un po' di vino, no che non sono così meschino. Lei dice: versane un altro po', tanto non guiderò, come sei splendido. Oh no, 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 no. Solo luci basse per non farmi male.
Sex e Sauvignon, i ribaltavapori qui a Radio Nostra. Noi ribaltiamo adesso tutto un altro argomento. Con noi è venuto a trovarci l'uomo, il Signore degli Anelli, ormai l'ho battezzato così, il Signore degli Anelli, Alessandro Sartori. Ciao, buonasera. Buonasera Alessandro, benvenuto, Sì, bentornato. Bene, perché sarò anche il Signore degli Anelli, ma non sono il Signore di Skype, difatti ho delle difficoltà al collegamento. Vabbè, però se mi sentite sono felice. Sì, sì, ti sentiamo. Allora, com'è andata questo Festival delle Oche 2023? Beh, direi che è andato bene perché è stata una scommessa un po' pazza, nel senso che abbiamo ideato e preparato questo festival in 30 giorni, per cui prendendosi anche Scusate dei un rischi. attimo, spieghiamo di che cosa si tratta, perché magari non tutti erano aggiornati sul Festival delle Oche, che è stata un'iniziativa magnifica. Spiega un po' Alessandro dov'era. Com'è nata l'idea, dai. Allora, io mi interesso di uccelli e ho già detto magari in altre puntate, ma comunque le nostre zone diventano importanti d'inverno perché diciamo molti uccelli migratori trovano nelle nostre zone la possibilità di passare i mesi più freddi perché qui da noi c'è cibo, grazie alle lagune. E una delle caratteristiche delle nostre zone è un'area dove svernano le oche, cioè questi animali così voluminosi e poi così legati un po' alla storia dell'uomo, pensiamo alle fiabe, a tantissime cose, insomma, poi dalle oche selvatiche è nata l'oca domestica, per cui sono degli animali a noi abbastanza vicini, anche se poi esistono appunto queste specie selvatiche che noi non vediamo mai perché vivono nel grande nord, che però quando arriva l'inverno hanno trovato in una area abbastanza vasta tra le lagune di Caorle e Bibbione una zona dove svernare ed è diventata la più importante d'Italia, cioè le oche che si vedono da noi, molti non lo sanno, ma sono in un numero altissimo rispetto alle altre 2 regioni che le hanno, cioè il Friuli un po' e l'Emilia Romagna. Poi in resto d'Italia, se uno vuole vedere un'oca selvatica o un'oca lombardella deve venire qua su nel nord-est. E pensando a questa peculiarità, cioè del fatto che tante volte si sente questo è il paese che c'ha, che ne so, il pozzo più profondo del mondo, questo è il paese che c'ha la torre più alta del mondo, questo è il paese, tutti hanno qualcosa di più e a me mi è venuto da pensare, ma a Caorle si sono accorti che hanno la zona più importante d'Italia per le oche e allora ho detto proviamo a celebrarlo con un festival, che è un'idea un po' matta, ma alla fine il risultato c'è stato, insomma, nel senso che a questi eventi che abbiamo creato da festival, dopo li spiego meglio, ma quello che ha fatto piacere a me è che c'è stata una partecipazione eterogenea, cioè appassionati di birdwatching o di fotografia, ma anche persone che sono venute da altre regioni e la cosa che mi ha fatto più piacere è moltissime persone che venivano dai paesi di Caorle, lì vicino, dei comuni di Caorle, Concordia, San Michele al Tagliamento, che hanno detto non sapevamo di avere questa cosa. Ecco, questo secondo me è stato il successo di questa scommessa. Quindi una scommessa vinta senz'altro. Ma e le oche si sono fatte vedere, Alessandro? Allora, quando ho detto, mi sono posto anch'io questa domanda, ho detto beh adesso io organizzo il festival, ma poi le oche quel giorno lì, perché ci saranno o no? Perché gli uccelli non è che puoi telecomandarli, no? Per cui diciamo dal 1° di gennaio io ogni 2 giorni ero lì per capire, poi si muovono, bisogna capire i posti dove vanno e cercare eri là a buttare mangime perché se potevo l'avrei fatto volentieri, nel senso che bisogna capire un po', avere un piano A, un piano B e spesso anche un piano D. E avevo posizionato la data di questo festival nello scorso weekend proprio perché, dopo spiego un po' perché migrano, ma insomma quando arriva febbraio cominciano ad arrivare anche altre oche, probabilmente anche quelle che non so svernano in Emilia Romagna cominciano già a riavvicinarsi, per cui si portano alla brussa di Caorle. Per cui ho detto
a febbraio, insomma, e difatti ce ne sono parecchie. Ma il buffo è che poi in realtà il sabato se ne sono viste molto poche, no? Ed è stata una giornata fantastica dal punto di vista, diciamo, dei vari eventi, la gente è venuta, no? E la battuta però di un bambino ha detto in questo bellissimo festival delle oche, peccato che non si vedano le oche. In realtà c'erano, ma non in numero così importante come magari si sono viste domenica, che domenica se ne sono viste tante, insomma. Però si sa che gli animali non si possono telecomandare, per fortuna. In realtà le oche che svernano da noi sono a migliaia. Le due oche principali sono l'oca selvatica e l'oca lombardella, ed arrivano a numeri molto importanti, cioè parliamo di 12.000, in certi inverni freddi anche 30.000, per cui insomma è uno spettacolo che bisogna vederlo, insomma, quando si spostano da un campo all'altro si vede questi voli di oche e insomma la gente è rimasta soddisfatta. Ma e arrivano da dove? Loro dove abitano durante l'estate? Allora, diciamo, forse c'è un'oca che c'è sempre, che è l'oca selvatica, che non c'era una volta, poi l'hanno reintrodotta in Friuli negli anni 90, si sono riprodotte bene, probabilmente questa popolazione italiana, chiamiamola tra virgolette, ha cominciato a allargarsi ed è arrivata nella zona di Caorle e Bibione. Lì hanno cominciato a sua volta a nidificare, non con grandissimi numeri, però probabilmente per le oche migratrici vedere questa comunque colonia di oche nei campi ha fatto sì che anno dopo anno sono cresciute, perché al di là dell'oca selvatica, che ce ne sono alcune che sono proprio venete, chiamiamole, o friulane, ne arrivano anche di immigrazione, però l'oca lombardella è un'oca che arriva da lontanissimo, nidificano nelle tundre ma a 5.000-6.000 chilometri da dove siamo noi, e devono fare un volo epico perché devono superare gli Urali, poi superare altri monti per arrivare da noi. Sono animali anche molto forti, però come raccontavo ieri, alcune di queste oche probabilmente hanno visto più renne che non uomini, perché ce ne sono anche di molto confidenti, insomma, per cui arrivano da lontanissimo. Sono animali diciamo prendono la parte alta della Scandinavia e arrivano fino alle penisole russe, quelle proprio più fredde, dove c'hanno proprio un piccolissimo come si dice, intervallo dal freddo dove nidificano e poi si spostano subito, insomma. Per cui sono animali veramente, sì, che noi li vediamo come l'oca, in realtà sono dei viaggiatori incredibili, insomma. Ma volevo chiederti, allora, l'oca lombardella è quella col becco arancione, no? Quella La differenza principale è questa, che ha sopra il becco ha una macchia bianca, difatti gli inglesi la chiamano white fronted goose, cioè l'oca dalla faccia bianca, cioè dalla fronte bianca, mentre l'oca selvatica è un po' molto simile all'oca domestica, insomma, sicuramente l'oca domestica deriva. La differenza principale è questa macchia bianca sulla fronte e poi davanti è striata di nero. E questa è lombardella. Ma questa è quella del manifesto? Sì, adesso ce ne ho fatti tanti di manifesti. Il volo c'è poi, diciamo che in questi grossi gruppi, che sono principalmente fatti da oche selvatiche e oche lombardelle, sempre dentro c'è qualche altra specie di oca, perché le oche poi sono parecchie, e ce ne sono di alcune che vengono da ancora più lontano o che addirittura non svernano da noi, cioè magari sono oche che tendono a svernare nei Balcani, Turchia, Caucaso, e che tante volte si intruppano con le lombardelle e arrivano da noi. Per cui gli appassionati, c'è un po' questa caccia alla rarità in mezzo a questi gruppi di 800, 900, delle volte anche gruppi di 2000 oche, tutti a scovare se c'è qualche novità. E ogni anno c'è qualche novità. Quest'anno è stato un anno super, nonostante le oche non siano tantissime, perché non è stato un inverno freddissimo, anzi è stato un inverno caldo, purtroppo. Quest'anno abbiamo trovato l'oca faccia bianca, che è un'oca particolare,
abbiamo trovato l'oca collo rosso, che è bellissima, ed è un'oca che veramente non si vede quasi mai. Si vede, e quest'anno ne sono arrivate 5 a svernare da noi, e anche l'oca lombardella minore, che è un'oca un po' più piccola della lombardella, molto difficile da distinguere, ma ancora di più interessante, perché è l'unica oca che è a rischio estinzione. Cioè le oche tutto sommato sono protette, godono di buona salute. In Italia le hanno cacciate fino agli anni 70, oggi non si cacciano più, per fortuna, e questa oca lombardella minore invece è proprio una specie a rischio estinzione, e invece quest'anno ne è arrivata una, perché non è le zone dove dovrebbe svernare. In mezzo a questo gruppo un fotografo fortunato è riuscito a immortalarla, insomma. Per cui nel piacere di vedere questi voli, poi c'è anche questa ricerca di trovare l'oca che viene proprio da posti lontanissimi, insomma. Bello, interessante. E comunque, Alessandro, un po' tutta la zona lì è una zona molto interessante, no? Dal punto di vista naturalistico. Sì, Adesso, a parte le oche. Sì, perché quest'area, diciamo agricola, di bonifica, perché è area di bonifica, dove fondamentalmente c'è una presenza umana molto bassa, e per cui gli animali trovano queste distese. Teniamo presente poi che dopo la Brussa c'è il ponte e si arriva all'isola di Valle Vecchia. In quest'isola, che era un'altra bonifica storica, negli anni passati hanno fatto, ecco qua parliamo di una cosa virtuosa, di una cosa positiva, hanno ricreato delle zone umide che oggi sono gestite da Veneto Agricoltura, e per cui è una zona dove gratuitamente si possono andare ad osservare gli uccelli. Ci sono queste vasche, ci sono gli osservatori, le torri di osservazione, molta gente non lo sa ed è tutto gratuito, e durante l'inverno ovviamente arrivano le anatre, oltre alle oche, ed è forse un posto dove uno può veramente fare scuola di birdwatching, perché vede tutti i tipi di anatre. Poi teniamo presente che questi animali migratori si portano dietro anche i predatori, per cui se arrivano tante oche, sì, ma arriva anche sempre da paesi nordici l'aquila anatraia maggiore, che come dice il nome è una cacciatrice di anatre, ma anche di oche, per cui avendo le oche, questo è anche uno dei pochi posti d'Italia, cioè dove arriva anche l'aquila. Quest'anno ne sono arrivate 2, per cui magari uno dice vado a Caorle, pensa che anche se è un'aquila diversa, cioè questa è l'aquila anatraia, però delle dimensioni assolutamente di un'aquila, e magari non sa che a Caorle durante l'inverno gira l'aquila, che è uno spettacolo altrettanto bello. Poi è una zona dove ci sono ancora un sacco di caprioli, e questi caprioli, perché uno guarda le oche, poi vede le oche che si spostano, passano 10 caprioli, cioè è una zona che a primo avviso sembra un deserto di coltivazioni, però con un occhio attento, un occhio curioso, come dico io, vede che è una zona fantastica. E anche questo era un po' lo scopo del festival, cioè far vedere alle persone, specialmente per quello che era la mia intenzione, anche agli abitanti, che devono essere orgogliosi del posto dove vivono, perché vivono in un posto con tante peculiarità, alcune uniche in Italia, per cui dovrebbero essere orgogliosi, ma questo orgoglio poi dovrebbe portarli anche ad amare ancora di più il loro territorio. E per me fare un festival dove si parla di biodiversità serve anche a consegnare agli abitanti questa biodiversità, che poi alle persone, se vogliono, questa biodiversità sanno anche proteggerla. Per cui in futuro sono convinto che più cresce la cultura ecologica, e più queste persone in futuro saranno i primi a difendere le loro aree da possibili pericoli. Certo, e comunque la partecipazione è stata molto alta, no? È anche molto partecipata, molto attiva, e c'erano anche diversi bambini, quindi questo lascia ben sperare per il futuro. Abbiamo fatto un palinsesto abbastanza vario, che comprendeva sia delle escursioni, e qua devo dire che alcune valli da pesca, anche con mia sorpresa, perché sono andato a domandare, ci hanno fatto entrare. Sappiamo che le valli da pesca sono dei posti chiusi, in occasione del festival hanno aperto le porte in maniera veramente gentili,
Poi abbiamo fatto un concorso fotografico, in maniera che chi veniva lì e fotografava poteva consegnare le fotografie. Abbiamo fatto delle proiezioni con dei fotografi, c'erano delle escursioni a cavallo, sì, abbiamo fatto un palinsesto abbastanza vario, tenendo presente che comunque l'abbiamo organizzato in 30 giorni, no? Per cui il grosso rischio era di non avere il tempo di pubblicizzarlo. Diciamo che sono venute circa una settantina di persone ogni giorno, per cui abbiamo gestito quasi 150 persone, insomma con qualche difettino di organizzazione da migliorare, insomma era importante fare il primo. Fatto il primo, speriamo di risentirci quando faremo il 50°. Dai, certamente. No, ma io ho una domanda a proposito di foto di bambini. Adesso stavo curiosando sui siti perché non conoscevo tutte queste specie diverse. Il mio background si limitava al germano, quello verde, insomma, terribile, va bene. Però sono andato a curiosare e ho visto tra i tuoi follower, cara Rossella, una simpatica filastrocca legata. Hai visto che carino lui? Ah, sì. Sì, è molto divertente, quindi immagino che i bimbi che partecipano poi si distraggono anche con queste cose un pochino più artistiche, non so, letterarie, poetiche. Quindi... Ma questo è un signore così che è veramente, ha una cultura enciclopedica e ha subito trovato la filastrocca probabilmente di quando andava a scuola lui, chissà quanti anni fa. È veramente simpatica. Questa filastrocca di Renzo Pezzani, dal titolo Le occhette del pantano. Invito tutti ad andare sul profilo di Rossella su Facebook per leggerla. No, subito adesso ci vado anch'io. Comunque devo dire che quando ho cominciato a cercare di fare insomma qualcosa di più, insomma, di quello che è il mio mestiere, di andare a fare l'ornitologo sulle oche, ho scoperto che veramente fanno parte della nostra storia, cioè nel senso nei geroglifici, nelle piramidi non sono disegnate le oche così, ci sono tutte le specie di oche. Tanto è vero che alcuni ornitologi sono andati a vedere questi geroglifici e hanno detto ma forse c'era una specie anche diversa che non abbiamo visto, perché sono fatte come una guida, no? E poi pensiamo, non so, anche alle oche del Campidoglio, che non erano lì a caso, ma perché erano una specie protetta, nel senso che erano sacre a Giunone, e poi appunto, come giustamente ricordava, le filastrocche, le fiabe, Walt Disney. E comunque nelle fiabe sì, ci sono, sì, anche perché facevano parte un po' della vita contadina, sì. Ecco, questa idea, per concludere, è bellissima di aver partecipato, vi ringrazio a questa trasmissione, perché nasce un'idea per il Festival 2024 in cui si potrebbe fare proprio una sezione su letteratura ed arte. Va bene, ecco. La raccolgo. Ci mettiamo il copyright. Raccolgo, Alessandro. Perfetto, grazie. Grazie mille allora per questo racconto e grazie per aver organizzato questo festival insomma, al quale auguriamo lunga vita e molto successo. Sì, farà concorrenza a quello di Sanremo, ecco. Visto che è febbraio per febbraio. Ok, grazie mille a voi, grazie mille. Ciao, grazie Alessandro. Ciao. Senza le forze giuste, in ogni cosa tocca cutte facilosse, qui tu canute ci te face più forte, in tutta la vita neanche ci non si ferma, ci dopo che tu peccate è capace che sei ancora, sape che ogni sbaglio qualche cosa sempre insegna, perché niente è dovuto e tutto tocca che si guadagna, pensa che faccio lo passo più lungo da qui tu che posso fare davvero, mi minto che sbaglio, provo e riprovo e provo finché non mi imparo, e dopo che imparo mi metto in cammino partendo torna da zero, perché ogni giorno c'è sempre che pari qualche cosa di neo. Chiaro, che ci siamo sciariato e manco acignato, te può parire solo presuntuoso, ci culi dienti sono mai puzzato, l'ute
mangiato, frizze e toste non gagliato, le mani non sa mai mugato, ma sai qua niente è regalato. Tocca farci i salti mortali, se le cose veramente vuoi te impari, l'impegno non vede ma troppo, tocca farci lo doppio. Ci vuoi con testi, tocca mangi frizze e toste, non badduglietti senza le forze giuste, in ogni cosa tocca tutte facilose, qui tu che non decide te face più forte. Se son tutto ste meglio così su croccanti, sullo cussiti e le sapori con i denti, se serremo già non sapendo di niente, a me piacciono già tutte le varianti, in già la vita mi hanno giù mangiate tante, e m'hanno servute come allenano la mente, non mi arrendo mai quando metto con giù corrente, con regalo un sorriso a tutta la gente, io le facia quando già era piccino, poi le portava con le cocelo allo forno, io me le mangio a pranzo, cena e colazione, insieme all'udorri quello fa più terrone. Che ci siamo sciariato e manco acignato, te può parire solo preso un po' su, ci con i denti so non ha mai puzzato, lo testo vero non l'ha mai assaggiato, no. Frise toste, non badduglietti senza le forze giuste, in ogni cosa tocca tutte facilose, qui tu che non decide te face più forte. Ci vuoi con testi, tocca mangi frise toste, non badduglietti senza le forze giuste, in ogni cosa tocca tutte facilose, qui tu che non decide te face più forte. Eccoci qua, torniamo in studio, torniamo con la nostra mongolfiera, torniamo a casa e abbiamo il nostro quarto ospite è di casa perché è la dirigente scolastica qui di Cavallino Treporti, la professoressa Giovanna Ridente. Buonasera. Allora, parliamo di scuola. Prima abbiamo parlato sia prima che anche nelle altre trasmissioni della scuola, della scuola italiana fuori nel mondo. Adesso parliamo un attimino della scuola qua di casa, diciamo, con appunto con la preside Giovanna Ridenti. Preside, com'è cambiato un po' il ruolo del preside in questi ultimi anni nella scuola? Più che come è cambiato il ruolo del preside, come forse sta cambiando un po' la scuola in questi ultimi anni in maniera molto veloce, quindi di conseguenza il preside, che non si chiama più preside ma dirigente, ma non si chiama più preside dal 2000. Quindi diciamo che questa svolta un po' manageriale del dirigente risale già a 20 anni fa, anche se è stato più, secondo me, un cambiamento inizialmente più formale che sostanziale. Poi nel tempo, chiaramente, la differenza tra il vecchio preside del secolo scorso e quello di oggi è stata sempre più marcata, quindi da un preside molto vicino alla didattica, molto attento alla pedagogia, si è passati a un manager aziendale, quindi che deve preoccuparsi di sicurezza, di cyberbullismo, di anticorruzione, di trasparenza e poi contabilità, amministrazione e quant'altro, e se ha tempo anche di didattica. Questo è il problema. È andata abbastanza, no, messa in un angolino nel tempo, no? Cioè io mi ricordo i presidi di una volta conoscevano i ragazzi. Sì. Conoscevano i ragazzi anche in scuole molto grandi, scuole, non so, una scuola superiore di 800 ragazzi, ma la preside li conosceva, viaggiava per i corridoi. Adesso, quando è che entra in classe? È rarissimo di vedere, no? Un dirigente che poi magari ognuno fa il lavoro, lo interpreta anche. Sì. Esatto, sì.
ognuno lo interpreta poi un po' in base anche alla propria personalità e alla propria vision di scuola. Io, pur avendo un'impostazione manageriale, perché come docente insegnavo economia aziendale, ho una visione della scuola invece da vecchio preside, e quindi entro spesso nelle classi perché mi manca anche proprio la didattica, quindi entro nelle classi. Inizialmente, quando mi è stato dato il passaggio di testimone, mi hanno detto: mi raccomando, prima di entrare magari preannuncia la tua presenza al docente, perché non si sa mai come possa essere visto, ma penso che mi abbiano capito che io entro anche solo per una chiacchierata con la classe e non necessariamente per un controllo dall'alto della situazione. Quindi sì, la mia visione di scuola è una visione in cui la relazione, il rapporto con le persone è ancora fondamentale. Lo star bene a scuola è presupposto perché si possa poi fare un lavoro adeguato sui ragazzi. La scuola è ancora, nonostante tutto, un luogo dove la relazione è fondamentale, quindi non è un'azienda dove tutti rispondono a degli ordini. Se non c'è armonia nella scuola, non passa Non l'apprendimento. funziona, certo. E purtroppo forse è un po' un lusso, no? Potersi dedicare anche in parte agli studenti. Sto pensando a dirigenti che si trovano a gestire diverse scuole, Sì. magari anche con sedi abbastanza improbabili, nel senso sedi lontane o difficili da raggiungere. Sì, tutto sommato diciamo che Cavallino è un'oasi felice, perché sì, ci sono 7 plessi, però sono facilmente raggiungibili perché sono in un raggio di 8-10 chilometri. E ciò nonostante io non riesco a frequentare tutti i plessi, quindi la mia vita si svolge prevalentemente nella sede principale, quindi nella scuola media. E Certo. quindi soffro in effetti questo limite, perché mi rendo conto che quando vado a trovare i bambini più piccoli c'è un ambiente, un'emozione, un vissuto diverso, e i bambini hanno piacere a vedere il dirigente. Spesso mi fanno la domanda, ma all'inizio, poi adesso hanno un pochino familiarizzato di più con la mia figura, no? Quindi all'inizio mi chiedevano sempre: ma chi è questo dirigente? Cosa fa? E quindi la mia risposta era: il dirigente è quello che sta in una stanza, ogni volta che si apre la porta arriva qualcuno e dice: ho un problema e io lo devo risolvere. Quindi più o meno è questo il ruolo del dirigente oggi. Ecco. Allora la certo. chiameremo preside per evitare i problemi. Sì, ma tanto quelli ci sono comunque. Sì, No, ma è bella questa cosa perché effettivamente sono tanti anni che è cambiato, ma vedo che fa fatica a imporsi questa cosa, anche perché non sai mai come chiamarlo, insomma, chiamare dirigente fa un po' ridere onestamente delle volte. Forse, vabbè, eravamo anche lenti noi nell'abituarci alla novità. Poi non so, io forse ai superiori non so se sia diverso, c'era anche un grosso lavoro di reperimento di fondi, no? Quando sono entrati i privati, chiamiamoli, insomma, no? Che potevano finanziare alcune attività della scuola, per cui anche quello è, credo, molto oneroso da gestire, anche in termini di tempo e anche di energie, no? Credo. Sì. Diciamo che se volevi incrementare e arricchire l'offerta formativa alle superiori dovevi trovare necessariamente degli sponsor. Devo dire che questo è un lavoro che ho fatto anche da docente, perché per 13 anni io ho cercato di reperire sponsor, perché ho cercato di distribuire delle borse di studio ai ragazzi più meritevoli. E quindi diciamo circa 20-30 ragazzi l'anno, perché venivano premiati 2 studenti in ogni classe, proprio per dare quella possibilità di competere tra di loro. Quindi il reperimento di risorse per tutte le attività che vengono fatte è sempre stato un problema alla secondaria. Diciamo che però adesso, con tutti i fondi del Piano Nazionale PNRR, si apre una nuova prospettiva, secondo me, per la scuola. C'è un'opportunità che va colta e sfruttata bene, perché dal mio punto di vista in questo momento c'è un caos totale sulla direzione da prendere. È un caos da cui io sono convinta che uscirà una scuola diversa,
perché questi fondi che ci sono stati attribuiti, diciamo che dalle linee guida servono per acquisire degli arredi, per acquisire delle tecnologie, ma di fatto servono per cambiare la mentalità e le metodologie di insegnamento, che ovviamente arredi flessibili non ti permettono di fare una lezione frontale, ma servono per fare una lezione di tipo cooperative learning, una lezione in cui finalmente, io dico, finalmente i ragazzi sono protagonisti. Io entro anche nella scuola per fare un po' quell'azione che faceva una volta un prete che conoscevo da ragazza, il quale andava a sentire le messe degli altri suoi colleghi per rendersi conto quanto fossero noiose nelle omelie. E quindi io faccio la stessa cosa per capire quanto possa essere noiosa una lezione frontale. Allora, questa tra l'altro è una cosa che manca moltissimo agli insegnanti, almeno insomma ad alcuni di noi, e cioè quando sei lì davanti ai ragazzi che cerchi anche di porgere i contenuti in un modo più accattivante, più coinvolgente così, a me capitava di chiedermi ma quanto mi piacerebbe vedere come fa il collega, no? Sì. Ed è invece un lavoro in completa solitudine da questo punto di vista, purtroppo. Sì. Sì, no, io ci ho provato anche da docente a fare questa operazione, ma avevo molti colleghi che diffidavano dal fatto che potessi entrare, quindi erano un po' gelosi o comunque il fatto di avere un collega in classe gli creava ansia. Da dirigente me lo posso permettere, quindi questa è la differenza. Però è importante, sarebbe fondamentale vedere gli altri in azione. Sono molto utili da questo punto di vista le poche esperienze di compresenza, no? Sì. Magari in certe scuole particolari, così dove si lavora insieme, e devo dire che sono anche esperienze molto formative, molto, però appunto sono molto limitate, cioè in realtà... Sì, è vero che sono molto limitate, ma io vedo che lì dove si crea una relazione e un feeling tra docenti, si crea anche quella voglia di collaborare al di là del se c'è effettivamente un'ora di compresenza. Qualche volta mi è capitato che qualche docente mi abbia chiesto ma posso partecipare senza oneri aggiuntivi per lo Stato alla lezione del collega, posso con lui collaborare perché no? Quindi dipende sempre dal tipo di relazione, di collaborazione che si creano tra le parti. Perciò ritorno a dire, la scuola è un luogo particolare dove non dovrebbero esserci competizioni, ma confronti collaborativi. Allora, qui io mi taccio perché è meglio, perché sennò poi... Ma insomma, vabbè, gli ultimi sviluppi lasciano un po' perplessi. Qual è la sfida grossa, secondo lei, la sfida più grossa della scuola adesso? Quella che si trova davanti a breve, diciamo, nei prossimi anni. Proprio questo cambiamento, secondo me, epocale, in cui i docenti devono finalmente acquisire e padroneggiare gli strumenti della comunicazione dei ragazzi, perché la scuola e i docenti continuano a parlare, a comunicare in maniera verbale, a utilizzare strumenti che non sono quelli accattivanti degli studenti. Un po' la cultura, secondo me, in questi anni ha disdegnato i social. In realtà, se noi non utilizziamo questi strumenti, non riusciamo a parlare col nostro interlocutore. Quindi la sfida della scuola è cogliere l'opportunità, questa sfida tecnologica, ma non perché la tecnologia sia importante, diciamo, non per finalizzare il tutto alla tecnologia, ma solo come strumento per l'apprendimento. Come mezzo per arrivare. Come mezzo, esattamente. È il mezzo di comunicazione. Cioè io non posso parlare col telefono di una volta. Una ragazzina mi ha fatto un'intervista, mi ha detto come è cambiata la scuola. Non ha colto la mia risposta, purtroppo non sono stata chiara. Diciamo, io gli ho detto, la scuola è cambiata come è cambiato il telefono, cioè prima era il mezzo di comunicazione, era col telefono con la rotella che si girava col dito. Oggi il mezzo di comunicazione non ha i fili, non ha la rotella, è a touch, è uno smartphone, quindi è cambiata completamente, ma noi continuiamo a utilizzare quel vecchio strumento che nessuno conosce. Quindi la prima cosa che è importante per me come sfida della scuola è
capire che le tecnologie sono al nostro servizio per trasmettere cultura, quindi non disdegnarle ma cercarle di acquisirle. La seconda cosa, noi non possiamo padroneggiare le tecnologie, quindi dobbiamo avere il coraggio di metterci a confronto con i ragazzi. Io l'ho fatto con i miei studenti, ovviamente delle superiori. Io per anni ho fatto film spot con i ragazzi perché facevo imprese, ma io non so fare un film, non so fare uno spot, però con l'aiuto dei ragazzi, con l'aiuto di qualche esperto si riesce comunque, i ragazzi sono in gambissima, quindi bisogna imparare ad essere facilitatori di un apprendimento e non trasmettitori di conoscenze. Certo. È tutto qui la sfida. Certo. È una sfida, ecco perché dico, è facile acquistare adesso arredi flessibili o tecnologie, il problema è cambiare le mentalità. Sì, io che devo dire ho avuto l'avventura di essere in sedi veramente molto al di sotto di un livello minimo di dignità. Allora, quando tu hai 28 ragazzi stipati in una specie di sottoscala, possiamo fare tutti i discorsi belli che vogliamo, ma poi voglio dire, quella è la realtà. Per cui avere meno ragazzi per classe, avere delle aule belle, accoglienti, luminose, dove non tutti sono costretti a stare sempre tutti in fila, no? Uno dietro l'altro, tutti molto rigidi perché non c'è spazio per sistemare i banchi in un modo diverso. Sì, non è marginale, credo, lo spazio, ecco, e gli strumenti. E quindi sì, poi non bisogna neanche farla diventare, insomma, no, una ragione per rinunciare su tutta la linea, ecco, quindi... No, anche perché mi permetto, anche se ho avuto queste situazioni, poi quando era possibile si faceva la lezione all'aperto, oppure si faceva la lezione seduti per terra, in modo a cerchio, in modo da comunque insomma, creare situazioni diverse per l'apprendimento, no? Ho sempre disdegnato sinceramente la lezione frontale, se non per 5 minuti, forse perché detesto io, non sopporto io di essere seduta a sentire qualcuno che parla. Quindi ho cercato sempre situazioni diverse, anche perché una cosa che mi ha sempre caratterizzata è quella che io credo che l'apprendimento si trasmetta attraverso l'emozione. Quindi bisogna creare sempre delle emozioni forti e solo così, insomma, passa il piacere, la passione per la curiosità per apprendere. E quindi situazioni diverse. Va bene. È un collante unico. Io devo dire che il fatto che il dirigente arriva come me da un ambiente completamente diverso, da una regione diversa. Io vengo dall'Umbria, ma ho radici campane, quindi con realtà completamente diverse, chiaramente è un limite secondo me. È un limite nel momento in cui io non conosco il territorio, non conosco le associazioni che vivono su quel territorio, devo crearmi una rete di conoscenze e relazioni. Stasera per la prima volta, ecco, partecipo e ringrazio a questa trasmissione di cui non sapevo assolutamente l'esistenza. E questo ovviamente per me, io lo vivo come limite, proprio perché essendo io dirigente di una scuola dovrei essere io a creare tutte quelle reti, a tessere quelle reti di relazioni con il territorio. Una scuola è una specie di laboratorio in cui è possibile proprio creare e in cui è possibile far sì che i ragazzi crescano. Prima si parlava di creare una cultura perché le popolazioni possano difendere i propri ambienti. La scuola è il luogo preposto a questo. Cioè noi abbiamo un ambiente a Cavallino che è un ambiente naturale dove c'è un ecosistema ed è fondamentale fare in modo che i ragazzi capiscano la fragilità dell'ambiente che vivono e sappiano essere loro stessi custodi di questo ambiente. E la scuola deve fare questo. La scuola deve fare questo, deve fare cultura
e lo deve fare non da sola, perché vengono oggi dati alla scuola tanti di quei compiti di cui noi non siamo più in grado di portare avanti, non siamo capaci da soli di fare tutto ciò che ci viene chiesto. E quindi è fondamentale l'aiuto del territorio. Abbiamo ragazzi fragili, come possiamo noi aiutarli se non avessimo associazioni, se non avessimo le istituzioni anche dell'ente comune, se non avessimo l'ASL che ci dà una mano? E così anche dal punto di vista culturale, con attività di promozione per esempio della lettura, concorsi letterari. Sono tutte iniziative che ci permettono di collaborare e di crescere. Adesso ultimamente, per esempio, sto cercando di portare avanti un discorso anche di tipo musicale, perché esistono tante associazioni musicali sul territorio, abbiamo interessi comuni e possiamo essere più forti se riusciamo a fare un legame col territorio. Quindi è un legame per me inscindibile. Infatti non capisco come si possa fare una scelta di spostare un bambino. Un bambino deve vivere il proprio territorio, deve venire a scuola a piedi, quindi crescere in autonomia anche in questo, deve relazionarsi con i suoi vicini, con i suoi compagni di banco e poi i vicini di casa. Certo. Molto, molto giusto. Va bene. Allora, grazie Preside. Grazie Preside. Ho questa parola. Va bene, grazie a voi. Esattamente. E grazie, casomai la disturberemo altre volte per altri progetti o altre cose. È un piacere. Bene. Veramente. Grazie. Grazie mille. Ci salutiamo qui. Arrivederci allora. Sì. Arrivederci. Forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, conchiglia di vetro e la luna e falò, è sonno e la morte, credere o no, margherita di campo, la riva lontana, è il tuo babà, quella fatta morcana, è fondata di vento, una talla talena, un mistero profondo, una piccola pena, tramontana dai monti, domenica sera. Che scende vigilia di fiera, è l'acqua di marzo e c'era non c'era, sì e no, il mondo com'era, Madama Dorè, burrasca passeggera, è una rondine notte, la cicogna, la gru, un torrente, una ponte, una briciola in più, è il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio e stare in disparte, è vero e credo. Che stilla, un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, è qualcosa che brilla, il mattino che quella sveglia che trilla, è la legna e fuoco e pane e la piana, caraffa di vino, i via vai della strada, è un progetto di casa, è uno scialle di lana, è un canto incantato, è un'andana, è un passo che senti, che viene che va, il profilo dei monti col sole al di là, è la pioggia di marzo ed è quel che è, la speranza di vita che porti con te.
pranzo dell'eco, stare da soli. La pioggia di marzo, Angela Milanese, ospite 2 anni fa al Litorale Jazz Festival. Rossella, siamo giunti alla conclusione, andiamo con la sigla finale. Ma scusa, abbiamo riportato a casa Omas? No, adesso dobbiamo riportarlo, è ancora qui con noi. Ah, ecco, sono qua che mi guardo il panorama, sono vicino a una di queste occhette che sta volando vicino a noi, quindi no, sto qua, lo sapete. Va bene, adesso chiudiamo la trasmissione, lo accompagniamo e dopo ritorniamo. Questo lunedì la facciamo un po' lunga. Super speedy. Ok. Grazie a tutti, a lunedì prossimo. Grazie, ciao grazie a tutti, buona serata, alla prossima, ciao. Ciao. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da Rossella e Gianluigi. Una produzione dell'associazione La Rete. Musica della sigla finale di CT Bandland. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.jimdofri.com. Love me, why not take